Allora, senti, Bianco, se tu sei d'accordo, io lo presenterei insieme a te, perché anche lui è un giovane cantautore che credo che tu conosca, anche perché ogni tanto bazzicati i peggiori bar. Sì, ma infatti a vederlo come si comporta sul palco in questo momento sembra abbastanza scombinato come noi, Mao. Abbastanza scombinato come noi, però credo che lui riesce ancora ad andare in giro con il chiodo. Sì. È una cosa che ormai secondo me io e te non ce la facciamo più. Però signore e signori, a questo punto, già con il plettro diciamo pinzato in mezzo ai denti come fosse una sigaretta, signore e signori, accogliamolo con un bel applauso, Liede! Oh, allora, benvenuto, adesso vediamo anche qui di non fare cavolate eccola qua che è arrivato un fischione, ma te lo tolgo subito. Eccoci. Tu non sei venuto a trovarci con una chitarra classica, però anche in questo caso si tratta di una chitarra un po' di, come si dice? Una chitarra a gamba corta, piccolina. a gamba corta, una 26, ecco. Beh, ma è giovane, giustamente non ha ancora. Però lui è anche molto grande, quindi c'è una chitarra diventa. A me è poi andata piccola. meglio di Albi perché io non l'ho neanche pagata, non è mia, io la uso solo. Te l'hanno imprestata, no? Prestata. È un guitar sharing questo. Yes. È un guitar sharing qui di Piazza Vittorio. Aspetta che adesso troviamo. Ecco, l'ho trovata. Wow. Eccoti qua. Allora, adesso ti rimetto anche la chitarra così come l'avevamo lasciata quando. Ecco. Oh. Benissimo, noi intanto benvenuto Liede. Grazie, ma benvenuti a tutti voi. Ci siamo già incontrati al salotto, se non sbaglio, quest'estate. Sì. Abbiamo avuto così un primo assaggio dei tuoi brani, poi tu nel frattempo hai continuato a suonarli in giro. Per fortuna sì. Per fortuna Sì. E non solo, stai anche diciamo lavorando a brani nuovi, che però diciamo stasera sono ancora, magari ti ispireremo. Quelli vecchi, però hanno solo un anno, quindi sono giovani. Sono freschissimi, voi bruciate le tappe, ma adesso sei giovane. Ancora dei bebè. Benissimo, allora con che cosa partiamo questa sera? Con Sorridendo. Sorridendo, vedi? Oh yeah. Passi il brutto abbigliamento, passi pure il tradimento, passa tutto con il tempo, ma lo sapevamo già. Passi il cibo dei cinesi, passa il pullman tra 2 mesi, passi lunghi e ben distesi e vogliamo via di qua. Caldo tropicale e lo sbiancamento anale, passa l'ala che va a segnare e si passa in Serie A. Passi chi è la cameriera, passi a casa mia stasera, passi sotto la frontiera e passeremo all'aldilà, ma sorridendo, ma sorridendo, ma sorridendo, ma sorridendo almeno un poco. Ma sorridendo, ma sorridendo, ma sorridendo almeno un poco. E passan barbe troppo folte e le gonne son più corte, passano le giornate storte, è una mezza verità. Passi la superstizione, passi il cinepanettone, passi l'ultima canzone, passa e chiude e poi chissà, ma sorridendo, ma sorridendo, ma sorridendo, ma sorridendo almeno un poco, ma sorridendo, ma sorridendo, ma sorridendo, ma sorridendo, ma sorridendo, ma sorridendo, ma sorridendo almeno un poco, ma sorridendo,
ma sorridendo, ma sorridendo, ma sorridendo. Ma sorridendo, ma sorridendo, ma sorridendo. Liede qui al salotto. Allora, io quest'estate avevamo visto una versione particolare perché era chitarra e basso, se non sbaglio. Perché c'era il buon Matt. C'era il buon Matt che è, diciamo, uno delle persone che in qualche modo ti supporta, ti gira intorno. Grande fratello, anche ha registrato tutti i bassi del disco. Quindi è proprio, diciamo, quello che potrebbe essere definito il tuo bassista ufficiale, ecco. Sì, è poi nata, è stato il primo a darci proprio tutta la sua conoscenza musicale per fare questa cosa. Tornerà adesso a Milano a fare dei lavori oscuri, però farà un attimo torno. Esatto, torno. lavora per i servizi segreti. Allora, senti, il prossimo quasi. Praticamente quasi. Il prossimo brano invece come si intitola? È quello che dà diciamo, il nome al disco ed è Stare Bravi. Stare Bravi. Stare Bravi. Noi siamo bravissimi. Qui con Liede. Che poi dopo aver sentito i Fat Buffalo mi verrebbe voglia di farli bluegrass, però sono capaci. La prossima volta ci mettiamo d'accordo, provate la canzone insieme, la facciamo, anzi ce lo prendiamo quasi come Io la tempo, faccio alla vecchia maniera. Anzi, alla nuova maniera, quell'altra basta. E non riusciamo mica a stare bravi, anche se spesso ce lo ripetiamo, che da domani si cambierà passo, che da domani si cambierà tutto. E usciamo stanchi solo per uscire, perché fuori si respira meglio. Voglio dormire finché cambia il mondo, voglio dormire finché non guarisco. Dimmi se ti sembra normale e non fa impressione moriamo dalla voglia di stare al centro dell'attenzione. Ma figurati che ci specchiamo andando al bar, nelle macchine parcheggiate, poi ci proviamo, ma sì, a far l'amore in tre ma senza ridere, con le mani e i gelati e poi a correre in autostrada verso il mare all'alba a fare il bagno nudi e riempire le magliette di sale. E mettiamo in piedi situazioni per salvare almeno l'apparenza, progettiamo fughe in capo al mondo e siamo sempre al punto di partenza. Qui c'è chi rischia di perdere il treno e chi invece c'è finito sotto, e promettiamo come un disco rotto che in qualche modo ci salviamo tutti. Dimmi se ti sembra normale e non fa impressione che moriamo dalla voglia di stare al centro dell'attenzione. Figurati che ci specchiamo andando al bar, nelle macchine parcheggiate, poi ci proviamo, ma sì, a far l'amore in tre ma senza ridere, con le mani e i piedi gelati e poi a correre in autostrada verso il mare all'alba a fare il bagno nudi e riempire le magliette di sale. Chissà poi cosa ci immaginiamo, cosa cerchiamo nei posti sbagliati, dentro il bagno di un ristorante, le vino rosa nelle tue mutande. Ma chissà poi cosa ci immaginiamo
e non riusciamo mica a stare bravi, e non riusciamo mica a stare bravi, e non riusciamo mica a stare. Ma figurati che ci specchiamo andando al bar, nelle macchine parcheggiate, poi ci proviamo, ma sì, per l'amore in tre ma senza ridere, con le mani e i piedi gelati, e poi a correre in autostrada verso il mare all'alba, a fare il bagnanudi e riempire le magliette di sale. Grazie ragazzi, grazie. Wow. Grande Liele, grande. E allora senti, io ci provo, anche se magari poi tu non mi puoi rispondere. Ma anzi è fighissimo, perché levi l'imbarazzo, sai, del trompezzolato, ci fosse sempre diciamo un Mao che ti esce fuori tipo grillo parlante. Ma adesso faremo l'applicazione, vedrai che succederà. E ti esce fuori, ti fa la domandina così. E io adesso però la domandina che ti volevo fare è, siccome so che stai scrivendo i brani, l'hai anche accennato tu, che ormai sono praticamente quasi, diciamo, una buona parte, però ce n'è ancora un po'. Almeno un'idea di quello che potrebbe essere il titolo del prossimo album. In realtà non no, ti so quella rispondere, proprio è l'ultima cosa, vero? Però ho un po' di idee, però per ora le lasciamo lì. Le vuoi tenere così, anche tu un po' in servizi segreti? Sì, beh... Meglio. Va bene. Allora senti, mettiamo allora in chiaro qual è invece il prossimo brano che farai qui questa sera al Lab. Quanti ne facciamo? Ne facciamo ancora un paio? Due o tre? Ancora un paio, cosa dite? Ancora un paio, dai, scusate, ci va sì o no? Facciamo un paio. Allora, prima, facciamo Corsica. Corsica. Ci porti così. Prima di dimenticarcela, facciamo Corsica. Topless in Francia, roba degli anni 90 e la benzina bassa, agli scooter nell'acqua, la messa su in piazza, la radio che gratta e si spegne, la team che non prende in nessuna stanza, la Corsica all'orizzonte. Non l'ho vista mai, ma quest'anno al mare d'agosto non mi ci vogliono mandare. Ho già fatto un matrimonio e almeno un paio di funerali. Tanto quest'anno al mare d'agosto non sapevo chi portare. E poi è vero, in spiaggia m'annoio, c'è poco da fare. Torino rimbomba sotto i sandali di una turista. Ci ho preso una birra, poi non l'ho più vista. Tutto chiuso per ferie, tranne per chi non si arrende, fa finta di niente. È quasi settembre, la Corsica all'orizzonte. Non l'ho vista mai, ma quest'anno al mare d'agosto non mi ci vogliono mandare. Ho già fatto un matrimonio e almeno un paio di funerali. Tanto quest'anno al mare d'agosto non sapevo chi portare. E poi è vero, in spiaggia m'annoio, c'è poco da fare. Corsica all'orizzonte, non l'ho vista mai. È come la cometa di Halley, che non ho visto mai. Come i maschi che ammettono di amarsi, non li ho visti mai. Un tuo fidanzato decente
non l'ho visto mai. Ma quest'anno al mare ad agosto non mi ci vogliono mandare. Ho già fatto un matrimonio e almeno un paio di funerali. Tanto quest'anno al mare ad agosto non sapevo chi portare. E poi è vero, in spiaggia m'annoio, oh oh, c'è poco da fare. Grazie ragazzi, grazie. Bravo. Questa era diciamo Corsica. E invece però io sentivo che tra te e te hai detto adesso vi faccio questa, che però poi alla fine ho quest'altra che volevo fare. Avevi un po' frino, non ho fatto scalette, però hai fatto un gioco delle 3 carte adesso alla fine, stai per tirare fuori diciamo questa tua carta diciamo che usi sempre per i saluti, com'è, no? Quindi per i saluti no, non ero così, non sono stato così, no, sono stato così io, diciamo, tattico, però potrei fare questa, faccio tanto, posso fare anche il cazzo che voglio. Certo, bello con la chitarra così, perché uno puoi anche cambiare a un certo punto. Tanto io faccio questa, poi vediamo. Comunque vi faccio questa, che è la prima che è uscita ed sono sommersa, a me piace farla, quindi la faccio. Allora, signore e signori, Liede qui al salotto, sono sommerso da solo con la chitarra, facciamogli un applausissimo perché se lo merita. Visto che ho strappato le magliette al fondo, gira in bici insomma, mi dà un'aria semplice, un po' si cambia si sa, faccio anch'io foto a me stesso, smesso con i pregiudizi su ogni novità. È il nostro vecchio mondo, neanche lo ricordo. Sono distratto, solo un momento per sistemarmi in un'altra città. E tua sorella ha già la pancia e il cantroncino dell'umanità. Sono sommerso tra Milano e Atlantide. E chi nuoterà le cose serie m'han prese per tempo e il cantroncino dell'umanità. Oh. Hai visto? Ho cambiato qualche fidanzata, poca roba, giusto il tempo di capire che mi ripeterei. Ho anche preso qualche chilo dal nervoso, però adesso legger le tue mail che parlano di un mondo che neanche mi ricordo. Sono distratto, solo un momento per sistemarmi in un'altra città. E tua sorella ha già la pancia e il cantroncino dell'umanità. Sono sommerso tra Milano e Atlantide. E chi nuoterà le cose serie m'han prese per tempo e il cantroncino dell'umanità. Oh. E so che è esplosa un'altra bomba ma io non sento nulla. So che è esplosa un'altra bomba ma io non sento nulla. So che è esplosa un'altra bomba ma io non sento nulla. So che è esplosa un'altra bomba ma io non sento nulla. So che è esplosa un'altra bomba ma io non sento. Mi sono distratto solo un momento per sistemarmi in un'altra città. E tua sorella ha già la pancia e il cantroncino dell'umanità. Oh, sono sommerso tra Milano e Atlantide. E chi nuoterà le cose serie m'han prese per tempo e il cantroncino dell'umanità. Oh, sono sommerso, oh. Sono sommerso e so che è esplosa un'altra bomba. Ma sono sommerso, so che è esplosa un'altra bomba. Ma sono sommerso
sono sommerso, sono sommerso.